Bossi Fedrigotti Fojaneghe. Fojaneghe, Bossi Fedrigotti. Sai Raffaele, noi Bossi Fedrigotti siamo in quest'area del Trentino da circa 600 anni e da più di 300 ci occupiamo di vite e di vino. Una delle cose che ci è riuscita meglio è riuscita a nostro padre, Federico, negli anni 50 del secolo scorso, quando dopo un viaggio nel Bordolese tornò con l'idea di fare come loro, ossia di vinificare insieme i Merlot e i Cabernet per produrre quello che è stato ed è ancora il primo uvaggio bordolese italiano, il Fojaneghe. E fate un eccellente lavoro. È un vino maestoso, già dal colore praticamente impenetrabile, con un'unghia leggerissimamente ambrata, che ci dice un vino di una certa età. Al naso è molto pulito e di un'intensità impressionante per frutti di bosco e prugna molto matura. Anche in bocca si presenta nella sua maestosità, tantissima frutta rossa cotta, frutti di bosco e quella percezione leggermente dolce di vaniglia che lo rende morbido e setoso, estremamente piacevole da bere da solo, ma credo che anche a tavola sia... Va benissimo bevuto da solo, però a tavola, se portato in tavola, va con piatti di grande spessore e di grande qualità. Parliamo di arrosti di carne rossa, parliamo di nobile selvaggina da pelo tipo capriolo, daino, eccetera. Parliamo di grandi formaggi stagionati e molto saporiti, per cui è un grande vino che va con grandi piatti. Salute. Salute.